Buonasera, benvenuti a tutti. Il titolo di questa serata, di questo concerto, è Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Un titolo altisonante che proviene dalla raccolta di concerti di Vivaldi, che contiene anche le famose 4 stagioni che ascolteremo questa sera. Cimento dell'armonia e dell'invenzione. Ecco, ci fa pensare a 2 cose. Tanto che la musica è un cimento dell'armonia. Ci sembra magari che le cose siano facili, che magari la musica sia spontanea, ma invece è un cimento, è uno studio, è un lavoro assiduo che richiede tanto tempo, che richiede tanto impegno per arrivare a suonare. E poi anche è un'invenzione, perché non basta la tecnica, ma ci vuole anche l'estro, ci vuole anche l'invenzione. Pensiamo che partendo da semplici 12 note, tutto quello che è stato composto e che ancora si potrà comporre, 12 note che fanno tutte le melodie che possiamo immaginare e che ancora non immaginiamo. Ecco che allora ci immergiamo questa sera veramente in un mondo incantato, quello della musica, per farci veramente vivere una serata di grazia. Questa sera, ecco, vogliamo anche ricordare un evento e una persona. Ecco, abbiamo anche nella locandina di questa serata c'è la figura di Davide Rebellin, ciclista che è mancato qua di Lonigo. Ecco, non so se si può paragonare la musica allo sport, sono 2 realtà diverse, però hanno delle cose in comune, perché sia per fare sport sia per fare musica ci vuole passione e ci vuole anche impegno. Ecco, 2 cose che sicuramente accomuna sia gli sportivi che i musicisti. E ricorderemo anche Davide Rebellini in questa serata, in questo concerto a lui dedicato. Ma poi c'è anche un altro evento che viene un po' a gettare qualche nube sulla nostra serenità, ed è il ricordo di quello che è successo recentemente in Turchia e in Siria in seguito al terremoto. Noi siamo lontani da quei luoghi, ci sembra così distante, però ecco, la televisione ci ha fatto osservare veramente ciò che è accaduto e ciò che ancora sta accadendo, quanto tutte quelle persone siano rimaste dall'oggi al domani senza nulla, senza una casa, senza affetti. Ecco che allora ringraziamo anche ciascuno di voi, è proprio perché al termine della serata chi vorrà ci sarà un vaso al fondo della chiesa, all'ingresso, dove se vorrete potrete lasciare qualche offerta che verranno devolute totalmente per la Siria e la Turchia, attraverso il canale diretto del Vescovo di Istanbul, Sua Eccellenza Monsignor Massimiliano Palinuro, ecco, che poi si occuperà lui di devolvere dove sarà più bisogno, ecco quello che raccoglieremo in questa sera e che già stiamo raccogliendo anche in questo tempo nella nostra Chiesa. Ecco, desidero allora presentare gli artisti di questa sera. Diamo il nostro benvenuto a Serena Chen, violinista e professore d'orchestra presso la Fondazione Arena di Verona, accompagnata al piano da Maria Beatrice Boscaro e Maria Rita Schenato. Accompagnerà poi con la sua poesia, con la voce, il professor Massimo Celegato, che ci aiuterà a entrare
nel racconto delle 4 stagioni. Ma questa sera abbiamo anche la gradita presenza della Schola Cantorum di San Bonifacio, diretta da Federico Betteli, con all'organo il maestro Massimo Martinelli. Ecco, diamo con un applauso il benvenuto ai nostri artisti. Buonasera. La Schola Cantorum Santa Maria Maggiore di San Bonifacio è lieta di essere presente in questa bellissima chiesa e partecipare al concerto benefico anche in ricordo del grande sfortunato Davide Rebellin. La nostra corale, diretta dal maestro Federico Betteli, accompagnata all'organo dal maestro Massimo Martinelli, continua una tradizione iniziata più di 150 anni fa in seno alla parrocchia di Sant'Abbondio in San Bonifacio. Questa sera eseguiremo 4 brani particolarmente intonati al periodo quaresimale. Lo Stabat Mater di Zoltan Kodály, che ci trasmette tutto lo strazio della madre di Gesù che assiste alla morte del figlio. Tenebre facte sunt di Franz Joseph Haydn racconta con grande drammaticità proprio il momento della morte di Cristo. Iesus Rex Admirabilis di Giovanni Pierluigi da Palestrina è un inno sacro molto intenso che riesce a suscitare pathos con la sua elegante tessitura armonica. Concluderemo con Ave Verum Corpus, suggestivo mottetto di Wolfgang Amadeus Mozart. Buon ascolto.
È un piacere per me essere qui con voi stasera. Io sono Lucio Cordioli. Per Davide e per tanti corridori dopo ero il dottor. Quando l'ho conosciuto ero un giovane medico di famiglia, medico dello sport, e con lui ho percorso tanti anni fino ai primi anni del professionismo. Allora Davide era forte, sì. Allora vi dirò qualche aneddoto che nasce dal cuore, perché adesso che è finito il momento del dolore è giusto farlo vivere dentro di noi coi ricordi, e per me Davide è un libro aperto. Eravamo a Palma di Maiorca e avevo una squadra di dilettanti forte, con gente che sarebbe passata professionista, veronesi, Giovanni Strazza, Marco Toffali, chi sa di ciclismo, e aveva una squadra di juniores e c'era un piccinino lì, allievo, fratello di Simone. A un certo punto do l'ordine su uno strappo violento di far selezione ai dilettanti, ven fuori una guerra furibonda, l'unico che rimane attaccato ai dilettanti era Davide. E un dilettante si gira e dice: Boccia, sei fatto qua? Sono qua. A Mosca, con papà Gedeone, eravamo là, alla cronometro a squadre. 3 forature. Lui non forò mai, per fortuna. Aspettava i compagni, cambiavano la ruota, hanno vinto con 2 minuti sui russi. Quando il compagno rientrava, tirava per 3 km e 55 all'ora. Era generoso Davide? Sì. A qualche compagno diceva vai. Gli avversari guardavano lui, il compagno andava all'arrivo. Anche con gli avversari. Siamo andati a correre a Brescia e c'era un suo compagno di nazionale e il direttore sportivo va da Giuseppe Cusini, direttore sportivo della Riboli, e gli dice: se arrivano insieme, Davide è più veloce, ma insomma se si può. Allora Davide, vedi tu, infatti, ecco, lui era veramente fatto così. Gli avversari lo marcavano, ma quando decideva di andare, andava. Era religioso, era uomo di fede, sì. Al primo anno dilettanti, lui ha già vinto una corsa, andiamo a fare il ritiro con gli juniores. E il sabato andiamo a messa. E c'è un prete di Oderzo a Santa Marinella, al quale Davide dice: se domani vinco la corsa, le porto i fiori. Secondo voi la corsa l'ha persa? Le ha portato i fiori. E di fronte al dolore, com'era Davide? Era unico. Perché dopo qualche mese, quando era in 4ª posizione, un ragazzo con una moto taglia la strada a 1 chilometro dall'arrivo e Davide ha un grave trauma facciale, il naso in 1000 pezzi, si rompe 2 vertebre, una mano, rimane per 40 giorni a letto, ma mai una lacrima uscì da quei suoi occhi. Era una persona che sapeva affrontare il dolore, aveva una capacità di reagire anche alle paure. Le paure furono vinte l'anno dopo, quando vinse una volata al Giro delle Regioni e poi vinse il Giro. E di fronte alle sconfitte cocenti, com'era Davide? Era unico, perché all'ultimo anno dei dilettanti, nel 92 a Stoccarda, si giocava il mondiale ed erano in 6 all'arrivo. Agli 800 metri io ero là e il commissario tecnico gli disse: stai attento allo svizzero che è veloce. Ma un russo anticipò. Il compagno di nazionale forse non ne aveva più, ma non si mosse. E Davide, quando viste che perso per perso, fece una volata e gli arrivò tanto così. Eppure la sera era tranquillo, sereno. Ecco, questo era Davide Rebellin, una persona che non può restare nel cuore di tutti noi e di chi l'ha conosciuto. Facciamo un applauso.
Visto che c'è qui Simone con la mamma Brigida, voglio dirvi quanto era forte anche Simone. Ha vinto meno di Davide. Ma quando era dilettante alla Coppa San Geo, è la prima corsa internazionale che c'è in Italia, io sono là con il patron dell'MG, con il Billy Ceresoli, e sull'ultimo giro c'è un circuito finale di 4 giri durissimo, e vediamo uno che viene su, un cavallon grande, viene su. Dio, ma è Simone quello lì? Sì, ma dice tanto lo prendono, mancano 40 km all'arrivo, 10, 15, 20, 30 secondi, lo prendono, 200 metri dopo l'arrivo l'hanno preso. Allora chiama papà Gedeone e dice: papà, ho vinto. Ma si tomato, fa. Non pensavo che potesse vincere la Coppa San Geo, la Coppa per velocisti, una Coppa 200 corridori, il migliore d'Italia, la prima della stagione. Ecco, anche Simone era molto, molto, molto forte. Un applauso a Simone che è là in fondo. Alzati in piedi, Simone, alzati in piedi per favore. Alzati in piedi. È là. Ecco. Quindi io che rappresento questa sera e finisco anche il GS Riboli, perché noi siamo GS Riboli, da quest'anno ci chiameremo in onore di Davide GS Riboli Rebellin. Ciao Davide!
che analogia ci può essere tra questi 4 brani che sono stati eseguiti, la vita, le imprese straordinarie di Davide Rebellin, e le 4 stagioni che ascolteremo tra poco? Beh, padre Alessandro l'ha già messo in evidenza chiaramente. Permettetemi soltanto di chiosare non soltanto l'impegno, non soltanto questo darsi completamente a una passione, come ha detto giustamente padre Alessandro, ma anche quello che ci rivela ad esempio Antonio Vivaldi nel suo brano fondamentale, che è tratto appunto, da cui sono tratte le 4 stagioni, che si chiama Il cimento dell'armonia et dell'invenzione. Cos'è un cimento? Quello che era per Davide. Il cimento deriva da specimentum latino, che vuol dire prova, vuol dire mettersi alla prova costantemente nelle proprie capacità, nei propri obiettivi e nei risultati e, come ci ha detto il dottore, negli eventuali insuccessi. Perché il grande è colui che accetta il proprio insuccesso, non colui che prende a calci le rose. Quindi il cimento dell'armonia e dell'invenzione è mettere alla prova 2 grandi componenti: l'armonia, ossia la pratica, lo studio attento, l'allenamento assiduo come era quello di Davide, e l'invenzione. L'invenzio è in latino la capacità di trovare, invenio, trovo, scopro. E cosa scopriva Davide, ad esempio? Nella bellezza di ogni singola gara, scopriva la bellezza di confrontarsi con i propri compagni, confrontarsi con se stesso, confrontarsi con la gloria. Vedete quante cose c'erano e ci sono in comune. E perché le 4 stagioni che resero l'opera 8 certamente la più famosa, e dei 12 concerti sono i più famosi che noi tutti conosciamo? Perché le 4 stagioni nella loro successione, primavera, estate, autunno, inverno, rappresentano le 4 metafore, le 4 età della vita dell'uomo: l'infanzia, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. Ma queste 4 stagioni che cos'erano in sostanza? Furono dei concerti che inventò Vivaldi come rapporto di concerto solista, dove c'era un violino che rispondeva a un grosso, si chiamava così, la parte dell'orchestra, rispondeva, ma a un certo punto Vivaldi disse: no, ma questa forma del concerto grosso esiste già. Corelli, ad esempio, l'aveva ideato. Lui disse: io faccio il concerto solista, in cui il violino non risponde soltanto, ma in virtù di quella invenzione, crea la melodia e la propone all'orchestra. Quindi adesso noi sentiremo questo dialogo costante di invenzioni continue, perché sono proprio esplosioni di tecniche straordinarie che Vivaldi mette in atto con il suo violino e con la sua orchestra. E per chi le aveva composte? Le aveva composte per persone semplici. Adesso noi abbiamo i grandi interpreti che hanno una prosopopea, che si ritengono superiori addirittura agli autori. Invece Vivaldi le aveva composte per le sue pute, le sue ragazze, le sue bambine, quelle che il Pio Ospedale della Pietà di Venezia, che era stato fondato nel 1337 da un monaco francescano, accoglieva perché i genitori non potevano tenerle. Una volta si abbandonavano i figli
perché non si potevano tenere, non si potevano mantenere economicamente, non perché erano incidenti di percorso e qualcuno doveva curare la propria vita in modo diverso e seguire le proprie ispirazioni. Abbiamo fatto molti passi da gigante noi, no? Su questo piano. E venivano abbandonate lì. Nel muro dell'ospedale c'era una scaffetta, la chiamavano una scaffetta, dove venivano messi lì. Le suore che gestivano il Pio ospedale le ritiravano questi poveri bambini e qualche volta, pensate, venivano talmente stipati o perché ce n'erano troppi o perché per la fretta che più di qualche volta venivano anche menomati. Ad esempio, Gerolina dell'ospedale si trovò con 4 dita troncate e la situazione era molto penosa. Le chiamavano tutte come le figlie, però le suore le chiamavano le figlie della pietà. Ma a Vivaldi non piacque questa idea. Perché figlie della pietà? La pietà è sempre un atto di superbia di colui che non ha avuto la sventura che è capitata al personaggio verso il quale mostra pietà, ma fortunatamente dall'alto della sua fortuna può contemplarlo. E allora Vivaldi disse: no, noi a queste bambine, a queste pute, insegniamo uno strumento. Chi suonerà l'organo, chi suonerà il violino, chi sarà l'oboe, e prenderanno il nome dello strumento che suonano. E allora, ad esempio, abbiamo Anna Maria del Violino, alla quale Vivaldi dedicò proprio le 4 stagioni, perché era così brava, ma così brava, che addirittura poi fece il percorso. Le fanciulle che erano orfane, se poi non avevano la fortuna di rincontrare i propri genitori in età matura, restavano lì per forza. E Anna Maria del Violino rimase lì, in questo Pio ospedale della Pietà. Rimase lì e con grande umiltà continuò a suonare le opere di Vivaldi, anche quando Vivaldi abbandonò il Pio ospedale nel 1740 per trasferirsi a Mantova. E lì però anche lui, lontano dalle sue pute, l'anno dopo, 1741, morì. Ora noi vi presentiamo una reinvenzione, cioè adesso voi con l'immaginazione spostatevi nel tempo. Sappiamo che le 4 stagioni furono pubblicate ad Amsterdam nel 1724, ma Vivaldi stesso, per sua stessa missione, aveva detto che le aveva composte molto tempo prima. Allora noi spostiamoci un ipotetico 1700 e adesso lasciamo entrare le pute di Vivaldi. Allora iniziamo ad esempio con Benedetta della Viola. Poi le accogliamo con un applauso. Caterina dell'Oboe. Che erano abituate a suonare anche strumenti diversi. E la protagonista del violino, Anna Maria del Violino. Lascio adesso a loro il compito di eseguire il primo dei concerti tratti dalla raccolta del Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, opera 8, La Primavera.
Dicevamo di questi concerti apposta composti per le sue pute, e vedete, Vivaldi proprio per loro inventa quella che io poi in mio studio ho definito la protostoria del poema sinfonico, cioè inventa proprio la musica descrittiva e infatti accompagna ogni composizione con un sonetto, dividendolo in base ai 3 movimenti. Quindi noi abbiamo voluto ricreare questa situazione. Adesso vi leggerò quindi la parte del sonetto, quella che avete appena ascoltato, che è notissima, quindi non abbiamo ritenuto il caso di presentarla all'inizio, però ha questo sonetto. Giunta è la primavera e festosetti la salutan gli augei con lieto canto, e i fonti, allo spirar dei zeffiretti, con dolce mormorio scorrono intanto. E questo era il primo movimento. Adesso noi leggeremo movimento per movimento. Quindi ve lo introduco io. Vengon coprendo l'ardine rammanto e l'ampie tuoni annunziar gli eletti, indi tacendo questi e gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro canto. Secondo movimento. E quindi sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronde e piante, dorme il caprar col fido cane accanto. La terza parte, quindi l'ultimo movimento, di Pastoral Zampogna al suon festante, danza ninfe e pastor nel tetto amato, di primavera all'apparir brillante.
Il secondo concerto è dedicato ovviamente all'estate e se nel primo Vivaldi con il sonetto si era limitato soltanto a tratteggiare dei bozzetti, la primavera, gli uccellini, il mormorio delle fronde, eccetera, e il mormorio dei ruscelli, qui con l'estate tenta già una prima connessione tra quadri. Vediamo. I quadri sono tre fondamentalmente. La grande canicola, che sentirete fin dall'inizio con il quale si apre il concerto, movimenti e anche sonorità molto pesanti, molto lente, proprio per rendere questo senso di afa, di mancanza di respiro. Il timore del pastore perché sente da lontano un brontolio di un temporale che si può avvicinare all'improvviso. Sotto dura stagion, dal sole accesa, langue l'uom, langue il gregge e arde il pino. Scioglie il cucco, il cuculo sarebbe, no? La voce, e tosto, intesa, la tortorella e il gardellin risponde. Zeffiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. E piange il pastorel perché sospesa teme la sua fiera borrasca e il suo destino.
toglie alle membra lasse, cioè stanche, spossate, il loro riposo, il timore dei lampi e dei tuoni fieri, e de mosche e tafani il fastidioso stuolo. Ricordate nel primo movimento il pastorello che paventava il temporale, che per il momento era ancora lontano, anche se si sentiva nei brontolii che si stavano avvicinando, e adesso per completamento, che purtroppo è vero, i suoi timori son veri, tuona e fulmina il cielo grandinoso, tronca il capo alle spiche e ai grani alteri.
Nel terzo concerto, l'autunno, il disegno programmatico della rappresentazione descrittiva si amplia maggiormente. All'interno, avete visto, nel secondo concerto dell'estate il quadro era limitato a un'unica scena, se vogliamo, articolata in 3 momenti, ma era un'unica scena. Invece qui adesso Vivaldi prova ad ampliarlo. Allora la prima è il momento, siamo nell'autunno, quindi la raccolta, quindi la vendemmia. Poi il momento più tranquillo sarà dato anche qui dal riposo e infine abbiamo il momento della caccia. Quindi abbiamo 3 quadri nettamente distinti e all'interno di ogni movimento ci sono delle articolazioni che adesso ascolteremo. Celebra il Villanelle con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e del liquor di Bacco accesi tanti finiscono col sonno il lor godere.
Ecco, vedete qui come con la tecnica del bitematismo Vivaldi riesca a sdoppiare all'interno dello stesso movimento i due momenti fondamentali, quello della gioia, del contadino che celebra raccolto e gli altri che magari si sono un po' anche ubriacati, che invece si lasciano andare al sonno. Ebbene, questa tematica del sonno è fondamentale per svolgere poi il secondo movimento, che viene ampliato più nel testo che nella musica. Ascoltate, dice: fa che ognun tralasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere e la stagione che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. Ecco, abbiamo voluto proporvi apposta questa versione senza il violino solista, come di solito viene eseguito, per farvi entrare maggiormente nel significato che è preposto al famoso cimento dell'armonia e dell'invenzione. Questa che avete ascoltato è l'armonia. L'invenzione
come linea melodica che era rappresentata dal violino, vi avrebbe, a nostro parere, un po' distratto dalla dimensione contemplativa, di cui poi si ricorderanno tantissimo i romantici. L'incipit, ad esempio, lo potete ritrovare benissimo nella forma arpeggiata della sonata Il chiaro di luna di Ludwig van Beethoven, oppure in altre rielaborazioni che il romanticismo farà propria addirittura, e il Novecento ruberà in forma di armonia nelle grandi scuole della generazione degli '80, ad esempio, Gianfrancesco Malipiero, per dirne una. Vediamo adesso come è articolato il terzo movimento. Abbiamo detto quadri diversi. Bene, questo è un movimento molto aperto, è un affresco di caccia, dove vediamo i cacciatori che si preparano per andare alla battuta di caccia, la preda terrorizzata che fugge, si nasconde, ma alla fine, ahimè, viene raggiunta dagli schioppi e muore. Il cacciatore alla novalba a caccia, con corni, schioppi, cani escono fuori. Fugge la belva e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore dei schioppi e i cani, ferita minaccia. Languida tenta di fuggir, ma oppressa muore.
Con l'ultimo concerto dedicato all'inverno, Vivaldi compie un'operazione straordinaria. È il primo a ideare la tecnica cinematografica. Adesso voi sentirete la presentazione di una scena unica, molto ampia, e a un certo punto, quindi diciamo un piano, un campo lungo, poi a un certo punto nel secondo movimento vedrete una zoomata, cioè da questa ampia scena Vivaldi avvicina l'attenzione dell'ascoltatore e la focalizza su un punto, e poi vedremo il focolare. Poi da lì riparte, fa movimento all'esterno e la grande conclusione. Tutto questo è un gioco anche di assonanze e consonanze, anche nel sonetto stesso che accompagna la composizione. Agghiacciato tremar tra nevi algenti. Sentite queste allitterazioni, agghiacciato, algenti, tutto questo per dare il valore del gelo. Algente, algido in italiano vuol dire gelato, ghiacciato. Al severo spirar d'orrido vento, anche qui severo spirar, la litterazione della S per dare l'idea della raffica del vento, correr battendo i piedi ogni momento e per il soverchio gel battere i denti.
E adesso quindi dal quadro generale entriamo proprio in una casa. Vivaldi vuole dire, guardate, vedete quella finestra lì? Ecco, entriamo e andiamo a curiosare. Ci sono delle persone in quella stanza. Passare al fuoco i dì quieti e contenti, mentre la pioggia da fuor bagna a cento. E adesso di nuovo zoomata all'indietro e ritorniamo nel quadro generale. Anche nel secondo movimento aveva detto loro stanno lì calmi, tranquilli al caldo, mentre fuori la pioggia bagna 100 a 100. E adesso andiamo a vedere cosa stanno facendo questi poveri personaggi che sono all'esterno. Camminare sopra il ghiaccio e a passo lento, per timore di cadere, ben gir forte, sdrucciolar, cadere a terra di nuovo, ir sopra il ghiaccio e correr forte, sinché il ghiaccio si rompe e si disserra. E ecco la seconda parte, il secondo quadro, sentir uscir dalle ferrate porte Scirocco, Borea, che sono tutti venti freddi, e tutti i venti in guerra. Morale, questo è l'inverno, ma tal che gioia porta.
Ecco, allora le mie bravissime pute, eccole qui, quindi Anna Maria del Violin e Serena Chen. Pellegrina Dall'Obo e Maria Beatrice Boscaro, e Maria Rita Schenato. Grazie Antonio Vivaldi e professor Massimo Celegato. Io davvero ringrazio tutti voi per aver condiviso questa nostra serata che ripeteremo il 25 marzo a Monteberico in solo streaming, e ringrazio i frati. E appunto ricordo che c'è questa nobile iniziativa di, se volete, lasciare un vostro segno, insomma, col pensiero ai terremotati della recente catastrofe che è accaduta nel mondo. E il mio pensiero va a Davide e ai suoi familiari, ma io non penso alla fama. Allora, come hanno detto già tutti, inutile che mi ripeta, il sacrificio di voler conseguire una disciplina, giorno dopo giorno, con tanta fatica, con tanto impegno, con successi e insuccessi, comprensioni e incomprensioni, proprio aspirare a conseguire, è una cosa che sembra poco di moda oggi, o facile o niente, invece no, teniamo duro, quindi veramente chi ha questo carisma, chi ha avuto questo carisma è immortale, quindi Davide è immortale. Grazie. Buonasera a tutti. Volevo anche ringraziare il fonico Francesco che ci ha dato un aiuto pazzesco stasera, senza di lui avremmo fatto un sacco di fatica in più, per cui vi prego un applauso per il fonico. Grazie. Diciamola tutta. Domenica abbiamo eseguito col pianoforte e volevamo fare con il clavicembalo, perché appunto Vivaldi c'è il clavicembalo, non c'è il pianoforte, il clavicembalo non ce l'abbiamo, abbiamo avuto un po' di disguidi, di pasticci tra la tecnologia e il clavicembalo, quindi come dire ce l'abbiamo messa tutta perché non è stato facile, comunque penso sia andata bene. Grazie davvero. Grazie davvero al coro del Duomo di San Bonifacio. Al simpaticissimo, bravo, effervescente maestro Federico. Al carissimo maestro Massimo Martinelli, bravo. Grazie e buonanotte.